Ciao a tutti amici, bentornati, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo in Val di Fassa, precisamente stiamo salendo la Val Monzoni in direzione del rifugio Vallaccia, che forse avete già visto nel nostro canale 2 anni fa circa, ma siamo saliti in primavera, avevamo trovato neve più in alto e invece oggi puntiamo a passare il rifugio Vallaccia assolutamente, per poi farci una tappa per mangiare o per bere, adesso vediamo, e poi andiamo a fare Cima 11. Spero di riuscire ad arrivare anche io, perché non so messa massa bene. Se 3 settimane che stanno male, con tosse, tutto sgnaro, tutto, insomma non un bel vedere, neanche un bel sentire, e quindi speriamo di riuscire a accompagnare i tosi fino in cima, perché oggi siamo in compagnia di Filippo e Angelica, che avete già visto nel nostro canale, e Nico, il mio Nico ovviamente. Intanto andiamo avanti che raggiungiamo i tosi. Che fatica, quanto odio l'inverno dal punto di vista mio personale, per la mia salute, proprio mi fa sentire sempre così debole, sono spesso ammalata e quindi ovviamente tipo le vie respiratorie, i miei bronchi sono sempre infiammati. L'inverno per me è sempre tremendo, mi mette spesso a dura prova e cioè proprio bisogna avere un pochetto di grinta anche a dire vabbè, andiamo fuori casa lo stesso, andiamo a fare 2 passi lo stesso, perché mi fa bene, perché respirare quest'aria pura qua mi fa bene, però per me è impegnativo. Proprio l'inverno mi devasta, infatti sto soffrendo particolarmente, sono tutta chiusa e con sta tosse mi sento proprio affaticata, perché mi arriva manco aria anche al cervello, quindi faccio più fatica. Però vabbè dai, adesso vediamo, intanto arriviamo fino a rifugio, non credo di proseguire perché appunto non voglio sforzarmi troppo questa volta è così, mi scoccia un po'. Con la testa comunque io sto già pensando alla Lapponia, partiremo tra 3 giorni, andremo in Lapponia finlandese e faremo via 5 giorni, 4 notti, 2 notti a Kittilä, passando poi per Rovaniemi e proseguendo il nostro tour a Sarisselkä, vicino a Inari, praticamente siamo proprio a nord della Lapponia e siamo contenti perché alla fine ce lo siamo organizzati noi con l'aiuto di Filippo che c'è stato l'anno scorso, insomma belle soddisfazioni. Adesso speriamo di riuscire a portarlo a termine, insomma, questo viaggio. Speriamo che vada tutto bene e dopo vedremo.
ti abbandono perché i miei occhietti e i miei polmoni hanno detto basta e va bene così. Io ti lascio in buone mani. Faccio presto. Io aspetto il rifugio tranquillamente. Domani anche per me. Ciao amore, buona cima. Alla fine forse non mi va tanto male aspettare il rifugio. Adesso entriamo, entro a mangiare qualcosa. C'è stato un bel po' di vento, però la cima non è tanto distante, fa freddo e un po' invidio anche Sara che si sta mangiando qualcosa di caldo. Neve poca, ce n'è veramente poca e la cima ce l'abbiamo qui, eccolo qua. Filippo porta in braccia, Angelica qui in coda e che siamo
tutto bellissimo. Spettacolare. Cima 11, 2517 metri. Bravo. Sul gruppo dei Monzoni. Cima bellissima. Bisogna dare atto che hai fatto una scelta azzeccata. Ne sono onorato. Un po' di affondi, diciamo, tra il rifugio e l'altopiano che porta alla cima, qualche traccia di sci alpinista che per loro qua nel momento in cui nevica è paradiso puro, perché comunque ne abbiamo incrociati tanti. Non che per noi non lo sia. Assolutamente sì. E qui la vista è panoramicissima, bellissima, e le Dolomiti della Val di Fassa le abbiamo tutte alle spalle, il gruppo della Marmolada là dietro, una meraviglia veramente. Là in fondo, gruppo della Marmolada, vediamo anche il Passo Le Selle, il rifugio dove parte l'Alta Via di Zac, bellissima, consigliata in estiva, molto bella. La cima Uomo, là in fondo, si erge più alta dopo le cime della Campagnazza e della Costa Bella, mi stavo impappinando. La cima Ombretta, Sasso Vernale, Marmolada, Punta Penia, il Gran Vernel a fianco a lui. Quello lì è il Monte Colac, che si erge solitario lì. Lo abbiamo fatto con la ferrata dei finanzieri. La ferrata dei finanzieri, bravissimo, che ancora mi manca. Davanti in fondo c'è tutto il gruppo del Sella e là in fondo le cime di Lavarella e Conturines che abbiamo fatto a novembre. Bei ricordi. Bellissimo, ricordi autunnali pazzeschi. Sasso Poi, là in fondo tutto il gruppo delle Odle, anche se sono un po' delle nuvole. Sasso Lungo, Punta Groma, 5 dita, il Sasso Piatto bellissimo e tutta la Val d'Uron. Poi passiamo al gruppo del Catinaccio, meraviglioso, e poi laggiù il lago di Antermoia che in questo momento sarà ghiacciatissimo, si spera anche innevatissimo, e qui sotto tutta la Val di Fassa. Eccola qua, mangiata e bevuta, eh? Mangiata. Ci sta bene il rifugio. Sì, ma era meglio venire su. Lo so. Ora basta. Dio santo.
Ragazzi, grazie per avermi salvato il video, so che in cima Ma- avete fatto un'ottima È relazione. stato bello, ma I ragazzi hanno parlato per l'importante te. assolutamente, Mi ero però morta. la cosa più importante è che è stata una bellissima giornata e la vostra Top. compagnia è sempre una garanzia e da quel punto di vista lì non ci piove. I canederli erano buoni Buonissimi. e allora a Bene, posto, così. le montagne non scappano. No, mi tocca dire così, assolutamente. Ci sta benissimo. Bene ci sta benissimo. ragazzi, alla prossima Assolutamente. e alla prossima anche a voi. Ciao a tutti! Ciao.